Oggi io sono contentissimo di essere qui, ma lo spazio che avremo qui per il dibattito sarà molto limitato. Quindi oggi più che altro sentiremo parlare di come la scienza può rispondere alle idee delle scienze chimiche e quali sono le proprietà delle scienze di condensazione degli aerei. E avremo poco tempo per il dibattito. Però noi, i due relatori soprattutto, ma anch'io, siamo disponibili per qualunque dibattito pubblico, anche molto lungo, organizzato da un gruppo di cittadini qualunque che ci voglia contattare. Quindi lo ricordo, e quindi non rimaneteci male se il dibattito di oggi sarà breve. Va bene, credo di aver detto tutto, non sarà così, poi lo dirò quando riprenderò la parola alla fine, e quindi do la parola al primo dei relatori, l'ingegnere Marco Giannini. Buonasera. Buonasera a tutti, adesso faccio una breve introduzione, domanda veloce, quanti di voi non hanno mai sentito parlare di scienze chimiche? Qualcuno che non ha mai sentito? Ok, allora brevissima introduzione, le scienze chimiche, se si va su siti internet o su Google, anche cercando questo argomento, si arriva prima o dopo a questa definizione che ho messo qui sullo schermo. Sostanzialmente si dicono due cose: uno, che le scie di condensazione normali degli aerei sono un fenomeno raro e quindi avviene solo con determinate condizioni di temperatura, umidità e quota, e secondariamente comunque le scie di condensazione si dissipano mediamente in una cinquantina di secondi, quindi non possono persistere. Se vede qualcosa di lungo, di persistente, allora questa deve essere una scia chimica. Ovviamente poi queste scie, essendo persistenti, restano nel cielo e formano reticoli e, secondo la teoria delle scie chimiche, causano peggioramento del tempo e vari fenomeni. Questa teoria delle scie chimiche ha una data di nascita abbastanza precisa in realtà. Nel 1995 due personaggi, Larry Wayne Harris e Chuck Finke, due, diciamo, uno era un evangelista, quelli federalisti, e l'altro era un estremista di destra, avevano cominciato a scrivere su vari mailing list, vari gruppi, che c'era il governo americano che sostanzialmente spargeva apposta dei veleni con gli aerei. Qui vedete un esempio, una situazione proprio veramente del 97, che praticamente disperdevano di bromuro e tilene nel cielo, di bromuro e tilene, un veleno, un agente tossico. Questa storia poi si è diffusa nel 99 e Art Bell ne parla su una radio canadese, su un programma un po' come Mistero o Voyager, e nel 2001 si arriva a istituzionalizzare, così dire, il concetto di chemtrail, perché il senatore Dennis Kucinich fa una proposta di legge che poi non passerà, una proposta di legge per evitare le armi dello spazio, tra cui anche le chemtrail, menzionate in maniera, diciamo, ufficiale. In Italia se ne comincia a parlare verso il 2003, la prima mozione interrogazione parlamentare sull'argomento viene fatta da Italo Santi dei PS, però poi verranno ripetute queste interrogazioni parlamentari circa 15 volte. Ad oggi sono 15 interrogazioni sul tema di tutti gli esponenti di tutti i partiti, quindi non è una questione di destra o di sinistra. Si arriva al 2008 che addirittura a livello comunale certi consiglieri chiedono interventi da parte del sindaco sulle scie chimiche, va a Sariano Rubicone, e insomma ormai se ne parla in maniera abbastanza diffusa del parti. La lista di tutti gli impieghi possibili di queste scie, di queste presunte scie chimiche, va dalla semplice modificazione meteorologica e climatica, quindi si parla ad esempio di, adesso quello di Genova, qualcuno ha sostenuto che fosse colpa di scie chimiche, comunque se c'è una siccità è colpa di scie chimiche, se piove è colpa di scie chimiche, se freddo d'inverno, caldo d'estate è sempre colpa di scie chimiche, così avanti, ma poi ci sono perdite fantastiche, modificazione del DNA, controllo del pensiero, riduzione della popolazione, 7 miliardi, creazione di un ambiente atto alla creazione di immagini olografiche dell'eta procedere, non è che sto inventando, in vista di una falsa vaginalina, insomma c'è di tutto di più. Cosa conterrebbero queste scie? In particolare l'alluminio,
filamenti, sì, in autunno vengono sempre fuori la storia dei filamenti, perché confondono i filamenti di rami migratori con i settori del fonte. Insomma, c'è di tutto e di più, e adesso purtroppo in un'ora non potremo affrontare tutte queste affermazioni. Lascio adesso la parola al mio carissimo amico Fulvio, parlando quindi innanzitutto di metodologia, cioè è vero o non è vero che le scie possono essere persistenti o no? Sì, buonasera a tutti voi. Io cercherò di parlarvi appunto di queste scie di condensazione degli aerei che proprio le scie di condensazione degli aerei sono un fenomeno molto interessante, molto studiato per diversi motivi. Però dal punto di vista fisico, come si diceva prima, io insegno anche fisica dell'atmosfera all'Università di Trieste, le scie di condensazione degli aerei sono di fatto in tutto per tutto simili come meccanismo a quelle che sono le nubi che escono dalle nostre pentole a pressione. Sono dovute proprio ad un rimescolamento di aria calda e ricca di vapore acqueo con aria più fredda e secca. Tra l'altro, se avete piacere o voglia, questi giorni di autunno si possono fare esperimenti molto interessanti con le pentole a pressione, proprio una cosa che vi consiglio di fare, portandole fuori, sempre la stessa pentola a pressione che sta bollendo, che sta portando fuori, sfiattando quello che è una scia di condensazione. Si può portare fuori in giornate secche, magari anche ventilate, si vede che la scia che produce questa pentola a pressione è molto piccola e non persistente. In giornate come temo ci saranno nei prossimi giorni molto ricche di umidità e di stagno atmosferico, la stessa pentola a pressione di casa vostra produce delle nubi di fumo, di vapore acqueo, anzi di goccioline d'acqua per essere precisi, estremamente grandi, estremamente persistenti. Quindi queste sono le scie di condensazione degli aerei e le scie di condensazione delle pentole a pressione. In realtà le scie di condensazione degli aerei hanno un'altra piccola peculiarità che non è tipica delle pentole a pressione, e che queste scie sono in realtà rotanti, siccome sono prodotte dagli aerei moderni, sono aerei a turbina, sono delle nubi in qualche modo vorticose, e questo aiuta a renderle un po' più persistenti, perché i vortici, come le nevi di fumo che si possono creare, tendono ad essere un po' più persistenti, quindi a dissiparsi più lentamente. Sono nubi molto studiate le